E noi dobbiamo tenere insieme la sicurezza sanitaria con il diritto alla mobilità, ovvero garantire al più ampio numero di persone possibili di poter prendere mezzi che hanno prezzi calmierati, che hanno tutto il sistema tipico del trasporto pubblico locale. Questa è la premessa del ministro Paola De Micheli nelle ore in cui governo e regioni si sono ancora una volta confrontati sull'imminente futuro del trasporto pubblico locale nell'epoca del Covid. Regioni compatte nel chiedere che si arrivi alla massima capienza dei mezzi, inizialmente esclusa dall'esecutivo, ma sembra che la linea da Roma si stia ammorbidendo. La riunione di stamattina in avviamento è stata molto concreta e devo dire molto anche concorde negli obiettivi, quindi lavoriamo in queste ore per migliorare ancora le linee guida che però, se voi le leggete nel dettaglio, hanno molte novità rispetto a come abbiamo fatto partire il trasporto pubblico locale il 18 di maggio. Queste le precisazioni arrivate nella giornata veneta del ministro, prima a Padova per firmare il protocollo sulla valorizzazione del nodo ferroviario, poi a Verona per fare il punto dell'alta velocità sulla Milano-Venezia, pronta, dice la ministra, nel 2028. Intanto si sono firmati i lavori per il primo lotto dal capoluogo Scaligero fino a Vicenza. I soldi stavolta ci sono e una garanzia in più arriva dal Recovery Fund. Noi oggi abbiamo messo dentro l'Italia Veloce, quindi nel piano del Recovery Fund, ovviamente tutta la linea Milano-Venezia, per cui riteniamo che, salvo problemi in questo momento non prevedibili oggettivamente, ci sarà la copertura finanziaria integrale. Altro fronte caldo, quello del Mose, con la nuova autorità prevista nel decreto agosto, disegno già accusato di essere neocentralista. De Micheli però non ci sta, parla di un'operazione rivoluzionaria e fissa 2 punti. L'autorità che si riappropria dei poteri del magistrato delle acque, quindi l'autorità ha 2 compiti: la laguna in quanto tale e la gestione del Mose. Da Venezia alle Dolomiti, con De Micheli che ha annunciato come a settembre ci sarà un'integrazione delle attività sulle opere in discussione con Regione e Fondazione Olimpica, con la costituzione di una società ad hoc cui saranno attribuiti poteri commissariali per velocizzare i tempi.